sarò con te. Salve, buonasera, buongiorno, hello amigos. Napoli che va a 41 punti, che batte la SPAL per 1-0 al San Paolo, partita soffertissima nel finale, ma dominata dagli azzurri. Pagava, ma già sta cosa. E niente ragazzi, Napoli, dicevo, va a 41 punti, per il momento si avvicina di 5 punti dalla Juve che deve ancora giocare. Speriamo che sia una partita senza gli aiutini e che la Roma ci regali qualcosa, non ci regali, che faccia il suo dovere, che si squadre italiane si stanno un po' troppo scanzando, diciamo così, sia perché sono scarse, sia perché sostanza psicologica parte dagli arbitri e finisce agli avversari. E niente, come dicevo, Napoli che batte la SPAL soffrendo nel finale perché c'è stata una Meret. Cosa ha parato Meret? Diciamo che questo è stato un test molto più valido rispetto all'altra partita che aveva giocato, dove non aveva praticamente toccato palla, si può dire. Questo è un campione, ragazzi, questo è un campione. Abbiamo un altro campione che sta crescendo, oltre a Insigne, Koulibaly. Questo è un altro giovanissimo campione, soprattutto italiano, che sta crescendo, quindi teniamocelo stretto. Come dicevo, Meret che salva il risultato perché c'è stato un colpo di testa nel finale. Ma è Napoli che ha sprecato tanto, soprattutto con gli attaccanti. C'è stato un bel colpo di testa di Koulibaly là, una ingornata del nostro gigante buono, sfiorando il palo. E poi niente, c'è stato anche un altro palo di Mertens, per me là Mertens se la doveva tirare subito, di destra là, cioè di prima la doveva tirarla subito, invece si è voluto scartare il portiere, poi spazio era troppo stretto e palo pieno. E poi Gaillon che non riesce, ultimamente Gaillon proprio non riesce, non so se riesce a fare altre cose in allenamento, ma proprio in campionato proprio non riesce a farci un gol, ma com'è possibile? Non riesce a segnare, chissà. E niente, Mertens prende il palo, Insigne anche che ha fatto una buona prestazione mettendo in difficoltà la difesa avversaria, ma imprecisioni e sfortuna che accompagnano i nostri. E niente, buona la prestazione di, diciamo, non titolarissimi, no? Gulam che sta continuando il suo recupero, che sta iniziando a prendere confidenza con i 90 minuti e la palla. Ma io direi, vabbè, poi c'è stato l'ingresso di Ruperto, Alan che è rimasto fuori, Hamsik non lo so, ha fatto una prestazione sufficiente, ma sinceramente mi aspettavo qualcosa in più. Vedremo adesso contro l'Inter. Fortunatamente Insigne e Koulibaly diffidati non si sono fatti ammonire perché sennò saltavano la partita. È stata una partita sofferta, ragazzi, partita sofferta. Rog che ha subito aperto le ostilità con un bel tiro, ma il portiere stava posizionato bene, e quindi ha tolto la gioia del gol. Se lo meritava, perché Rog comunque sta passando un momento, forse lui e Diawara sono i due che non riescono proprio a trovare molto più spazio, non riescono ad incidere quei pochi minuti che giocano. Milik che non ha giocato, probabilmente giocherà contro l'Inter, ma buona la prestazione di chi ha effettuato l'ingresso
nella partita in corso. Ancelotti che non rischia più di tanto perché rimane appunto attaccato alla Juventus. Non rischiamo più di tanto perché il Napoli è nostro, Siamo riusciti a vincere questa partita con questo 1-0 che, come la Juventus fa di solito, fa il golletto e poi si gestisce la partita. Potevamo chiuderla però, potevamo chiuderla. Gol di Albiol, gol di Albiol di testa sul calcio da fermo e calcio d'angolo. Mi è piaciuta la prestazione dei nostri difensori, no, perché ce l'ha con Mario Rui, ma probabilmente Mario Rui giocherà contro l'Inter. Era meglio che facevi qua oggi, poi falla riposare con l'Inter, no? Fatta riposare che l'ha da pazzia contro l'Inter, l'ha da piazzare contro l'Inter. O magari ti fa la partita della vita, non lo so, però. Vabbè ragazzi, che dire, è stata una partita comunque dominata, sempre sprechi del cazzo che facciamo. Si poteva chiudere ben prima questa partita, si poteva vincere 3-4-0, la potremmo pure perdere 2-1 però, diciamolo, quindi grande Meret, grazie per questa prestazione, ci dai spiragli di orizzonti futuri migliori, importa, anche se Ospina e Carnesi si sono sempre comportati bene. Che dire ragazzi, forza Napoli, date una testata al vostro cellulare senza romperlo, così, piano, chi c'ha il naso come il mio può anche toccare, che farlo col naso, senza rompere il cellulare, lasciate un like, iscrivetevi al canale. E approfitto per dare gli auguri a tutti voi che mi seguite o che di tanto in tanto assistite i miei video. Vi abbraccio tutti dal Brasile, un felice Natale, un felice fine d'anno e un ottimo anno nuovo 2019. Un abbraccio a tutti, soprattutto ai miei cugini e parenti dall'Italia che mi seguono. Grazie Checco che me l'hai ricordato e suggerito. Saluto a tutti voi, ci vediamo a febbraio. Aereo per Napoli. Ci vediamo a febbraio ragazzi. Un abbraccio a tutti, ciao e forza Napoli! Sempre.